la differenza tra Lega Nord e Indipendenza Veneta sta nel fatto che Indipendenza Veneta vuole l'indipendenza del Veneto, mentre la Lega Nord voleva il federalismo che per 20 anni ha millantato e che abbiamo visto non essere mai arrivato, in quanto la richiesta doveva essere fatta a Roma con circa il 70% dei parlamentari, cosa impossibile, mentre noi vogliamo fare un referendum al quale purtroppo lei non può partecipare in quanto non è residente in Veneto, in quanto il referendum che noi andremo a fare, che noi siamo andati a chiedere con la 342, verrà fatto all'interno del Veneto, perciò saranno i residenti all'interno del Veneto che andranno a votare. Ma è lo Stato romano vi permetterà di fare questo? Roma vi permetterà al limite di fare questo referendum e di rendervi indipendenti? Qualora la volontà del popolo veneto fosse quella di dire sì, noi vogliamo essere indipendenti. Roma come si comporta? Ma sicuramente Roma non sarà contenta di questo, ma noi non andiamo a chiedere questo a Roma. Però leggevo in un libro che presenterò prossimamente che non può interferire legalmente lo Stato, perché se il popolo vuole l'indipendenza, non mi ricordo per quale legge, adesso l'ho letto appena. No, anche perché è un discorso sovranazionale, non verrebbe richiesto alcunché a Roma, bensì sarebbero gli organismi internazionali a vigilare su quello che dovrebbe essere il referendum e di conseguenza le Nazioni Unite, che riconoscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli e il diritto all'indipendenza dei popoli. Ricordiamo che il popolo veneto, assieme al popolo sardo, sono gli unici due riconosciuti come popoli all'interno dello Stato italiano. Di conseguenza sono proprio riconosciuti anche a livello legislativo.